Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Incidente a Palermo esattamente in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di Via Belgio in direzione Trapani. Una Citroen C3 guidata da un uomo per cause ancora da accertare è finita fuori strada schiantandosi successivamente contro il guardrail. L'uomo è stato portato dai soccorritori all'ospedale Cervello per ulteriori accertamenti, anche se fortunatamente non si trova in pericolo di vita. È stato trasferito in un ospedale di Palermo il 28enne originario di Favara, rimasto ferito in seguito di una rissa avvenuta davanti un locale della movida di Canicattine la notte tra venerdì e sabato. A preoccupare sono le condizioni dell'occhio destro, apparse seriamente critiche. Per questo verrà sottoposta a un'accurata visita con una prognosi diagnosticata di 30 giorni. La polizia l'ha trovato dentro un'auto abbandonata mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e cucinato nella brace improvvisata in strada. È successo nella notte tra domenica e lunedì in via dell'Arsenale a Palermo. I poliziotti sono stati richiamati da alcuni residenti che hanno visto il giovane mentre inseguiva alcuni gatti e dopo averne catturato uno ucciderlo con un coltello. 16 richieste di condanna e 4 di assoluzione per altrettanti impiegati del comune di Palma di Montechiaro accusati di assenteismo. Il danno è superiore rispetto all'importo delle retribuzioni non dovute perché incide sul funzionamento dell'ente e fa perdere la fiducia del cittadino. 20 gli imputati nei cui confronti sono state proposte pene comprese fra i 12 e i 19 mesi di reclusione. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.